Regionali Dem scelgono Caterina Chinnici, le primarie di coalizione sono fissate il 23 luglio, Musumeci mostra di non essersi arreso, ma la corsa alla sua successione è già cominciata dopo il ballottaggio vertice della coalizione di centrodestra. In Sicilia torna l'allarme, 11 morti, sforato il tasso di occupazione dei pazienti in area medica. Soddisfatti gli operatori del settore, ma dietro l'angolo c'è la crisi idrica. Sicilia Acque replica il sindaco di Siculiana e chiede collaborazione ad AICA. Appuntamento con agricoltura e biodiversità, la figura di San Calogero, il santo più amato dagli agrigentini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura le regionali. Dopo il passo di lato del governatore Musumeci sulla sua ricandidatura scende il gelo. Musumeci mostra di non essersi arreso, ma la corsa alla sua successione è già cominciata. La prossima settimana un vertice regionale della coalizione preparerà la strada ai leader nazionali per la scelta del candidato. Resta in pole position l'eurodeputato Raffaele Stancanelli. Tutto è rinviato al giorno successivo ai ballottaggi. La decisione però non dovrà tardare e arrivare, soprattutto adesso che il PD ha schierato sullo scacchiere delle regionali l'eurodeputata Caterina Chinnici. La tensione all'interno del centrodestra è alle stelle. Molti non hanno gradito le parole utilizzate dal presidente per congedarsi nell'annuncio di una nuova conferenza stampa finalizzata a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Si prova a guardare altrove, ipotesi su ipotesi, che dovranno presto diventare qualcosa di concreto anche per smentire Musumeci. Il candidato alternativo, i miei avversari non lo hanno e non riusciranno a trovarlo. Sull'altro fronte, appunto, Caterina Chinnici è la candidata del Partito Democratico alle primarie di coalizione. La direzione Dem regionale ha approvato la proposta del segretario Anthony Barbagallo con un solo astenuto. Non c'è entusiasmo, ma alla fine la proposta passa. Il voto è fissato il prossimo 23 luglio. Ci sono i nostri servizi. Se a destra ci sono dubbi e perplessità sulla ricandidatura dell'uscente presidente della regione siciliana Nello Musumeci, anche da parte dei suoi stessi amici della coalizione, per cui Musumeci ha deciso di fare un passo di lato, a sinistra, con la quasi unanimità, un solo astenuto, la direzione regionale del Partito Democratico Siciliano, che si è riunita a Palermo, ha approvato la relazione del segretario Anthony Barbagallo che proponeva la candidatura dell'europarlamentare Caterina Chinnici alle primarie del centro-sinistra in vista delle regionali del prossimo autunno. Riconosco a Caterina Chinnici, ha detto Barbagallo, un'evidente capacità inclusiva di tanti mondi che cercano con una candidatura disponibile all'ascolto e che allarghi il campo. Le primarie sono utili, non sono soltanto una prova muscolare, ma soprattutto se diventano le primarie delle idee, della partecipazione. È una festa per includere il più possibile. La riconducibilità di Caterina Chinnici al PD va rafforzata e condivisa. Ringrazio il segretario nazionale del PD Enrico Letta, il segretario regionale Anthony Barbagallo, la direzione, i circoli, i militanti e tutte le comunità del PD. Una comunità di idee, di valori per la fiducia riposta in me. Da oggi fino al 30 giugno prossimo è possibile presentare le candidature da parte della coalizione progressista per votare online o ai gazebo il 23 luglio prossimo. È obbligatorio registrarsi fino al 21 luglio attraverso il sito www.presidenziali22.it. Chinnici, ha sottolineato Barbagallo, risponde ad alcune direttrici per noi fondamentali, in primis quello delle donne. Più volte abbiamo posto il tema della doppia preferenza di genere in Sicilia, ma anche per ottenere un assessore donna in giunta siciliana, e poi facendo ricorso al TARI per chiedere un terzo della giunta regionale sia composta da donne. Abbiamo scelto una donna che ha spessore, conoscenza approfondita della macchina regionale, avendo ricoperto anche il ruolo di assessore e una cultura giuridica che non è in discussione, essendo anche una magistrata, ed è peraltro l'unica parlamentare siciliana da Bruxelles in giù, in quota Partito Democratico. L'altro giorno, nel corso di una manifestazione a Catania, ho
detto, se sono scomodo mi metto da parte, o presto toglierò il disturbo, non mi ricordo adesso quello che abbia detto. Bene, io sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare, e però credo ancora nel primato della politica e nel valore della unità di una coalizione, il centrodestra. Ho iniziato a fare politica col centrodestra, consigliere comunale a 20 anni al mio paese, e ritengo che l'unità del centrodestra sia un valore, e come tutti i valori va salvaguardato, va tutelato, andando ben oltre le pur legittime aspirazioni di ciascuno di noi. Come sapete, nei prossimi giorni, completato il ballottaggio a livello nazionale per le amministrative, si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho detto alla mia leader, Giorgia Meloni, che ringrazio per la tenacia, la perseveranza, la passione con cui ha difeso il diritto alla mia ricandidatura. Ho detto alla Meloni che se al tavolo nazionale del centrodestra il mio nome dovesse risultare divisivo, sono pronto a fare un passo di lato o dietro, come volete voi, se tutto questo può servire alla individuazione di un candidato unitario, un candidato che unisce al posto di un candidato che divide. Quando lo avranno trovato me lo presenteranno e tutti saremo felici di poterlo sostenere. Potrebbe concludersi qui il nostro incontro, ma lasciatemi fare qualche altra considerazione. In questi ultimi 2 giorni ho ricevuto centinaia di messaggi via mail e al cellulare, centinaia di cittadini, molti dei quali a me sconosciuti, non miei amici, voglio dire, alcuni anche appartenenti a schieramenti politici diversi e contrapposti al mio schieramento. Mi hanno esortato a non arrendermi, a non darla vinta, a non mollare. Mafia, in semilibertà l'assassino di Graziella Campagna. Uscirà dal carcere Giovanni Sutera, il 60enne di origine siciliana, attualmente detenuto, che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio appunto della 17enne commessa di una lavanderia di Villafranca Tirrena nel Messinese, uccisa il 12 dicembre 1985 perché aveva scoperto da un'agenda smarrita tra gli abiti di un cliente l'identità del boss Gerlando Alberti. Il fratello della giovane si dice indignato per la semilibertà concessa a Sutera. Vediamo. Io me la potevo aspettare, io che sono stato nell'arma me la potevo aspettare, perché non tanto ho fiducia di questo Stato, ma mia madre sicuramente non se l'aspettava, anzi dico che mia madre ancora non lo sa e noi non abbiamo il coraggio di dirglielo perché ha 83 anni e non gli vogliamo dare il colpo finale. La fantasia ha superato la realtà e oggi i fatti lo dimostrano. È una scarcerazione ingiusta. Sicuramente i magistrati avranno applicato la legge, non ci sono dubbi, ma è una legge sbagliata. Non si può accettare che un assassino che nella sua vita non se n'è mai pentito, mai ha collaborato con la giustizia, mai ha dato un contributo allo Stato, ottenga dei benefici. Volontariato. Il volontariato lo può fare una persona che realmente ha dei valori, una persona già riabilitata, che ha capito che ha commesso l'errore e che ha detto la verità. Non dimentichiamo, la nostra Costituzione italiana come verità ci dice che è un dovere e un diritto, e Sutera Giovanni questa verità non l'ha mai detta, per cui
non è riabilitato e non meritava questa scarcerazione. Un cattivo esempio, è un cattivo esempio. Questo alimenta odio. Noi andiamo nelle scuole per parlare di legalità raccontando la storia di Graziella, per aprire gli occhi ai ragazzi, per dare un futuro che lo Stato c'è, la giustizia terrena c'è. È vero che l'uomo è imperfetto e la giustizia è imperfetta, ma c'è una giustizia terrena e una giustizia divina, ma la giustizia terrena deve fare il suo corso. E questo è un cattivo esempio. Sudera è uno degli esecutori materiali e lo Stato oggi ha dimostrato di essere uno degli esecutori morali. A questo andiamo incontro. Mi auguro che ci convoca il Ministro della Giustizia per chiarire questa faccenda e io interpello la Procura Generale competente di quel Tribunale che ha emesso l'ordinanza della semilibertà a riflettere, che faccia ricorso a questa scarcerazione e che dia la possibilità a Sudera Giovanni di collaborare con la giustizia, di pentirsi veramente e dare un contributo. Allora sì che può ottenere la scarcerazione. A Naro, in contrada Gibesi, sono andati a fuoco 10 ettari di grano coltivato su un terreno confiscato alla mafia ed affidato alla cooperativa Le Terre di Rosario Livatino Libera Terra. Il legale rappresentante della cooperativa, dopo l'amara scoperta, ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione cittadina. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Il danno provocato alla cooperativa è stato quantificato in circa 10.000 euro. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, commenta: resto sconvolta, spero che gli inquirenti possano presto fare chiarezza sull'origine dell'incendio. Siamo vicini alla cooperativa. In Sicilia torna l'allarme Covid. È già stato sforato il tasso di occupazione da parte dei pazienti in area medica, 11 sono i morti. La soglia di allerta è del 15%, ma la Sicilia è al 17,2%. Si rivedono le file di macchine in attesa con la gente dentro i propri mezzi per sottoporsi a un tampone. Risale al 40% la media dei positivi. Ci sono i servizi. Sono 4.349 i nuovi casi Covid-19 registrati a fronte di 23.147 tamponi processati in Sicilia, secondo i bollettini Covid di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 3.793. Il tasso di positività continua a salire fino al 18,8%, il giorno precedente era al 18,3%. La Sicilia è già al quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 59.959, con un aumento di 2.341 casi, i guariti sono 3.265, mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 11.146. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 660, 8 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25. Uno in più rispetto al giorno precedente. A livello provinciale si registrano a Palermo 1544 casi, a Catania 1511, a Messina 972, a Siracusa 434, a Trapani 233, a Ragusa 366, a Caltanissetta 155, a Enna 88 e ad Agrigento si arriva a 314. In Sicilia sulla settimana dal 15 al 21 giugno si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.172, e si evidenzia con aumento dei nuovi casi al 35,8% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica pari al 17,2% e in terapia intensiva pari al 2,8% occupati da paziente Covid-19. E questo quando rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con l'analisi sull'andamento dell'epidemia. Nuovi casi, nuove varianti, reinfezioni, testing, ospedalizzazione, decessi e vaccini, somministrazione nuovi vaccinati, persone non vaccinate. Nell'isola la percentuale di popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,3% rispetto alla media dell'Italia pari al 7%. A cui si aggiunge una popolazione over 5 temporaneamente protetta per quanto riguarda il Covid-19 da meno di 180 giorni pari al 5%.
La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 16,1% rispetto alla media italiana che è dell'11,5%, a cui bisogna aggiungere una popolazione over 50 anni guarita da meno di 120 giorni che non può più ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 6,3%. Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose, persone immunocompresse, sono del 31,1% con una media nazionale del 40%, il tasso di copertura vaccinale con una quarta dose sugli over 80 ospiti dell'RSA e fragili nella fascia 60-79 anni è del 6,9% con la media italiana del 19,1%. Ecco l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti che la Gimber registra dall'ultima settimana, suddivisa per province. Ragusa 607 persone, pari al 48% in più nella settimana precedente, Palermo 601 con un aumento del 47%, Catania 583 con un aumento del 32,7% rispetto alla settimana precedente, Siracusa 579 più 30,3%, Messina 445 più 33,8%, Agrigento 361 con un aumento del 41,4% rispetto alla settimana precedente. Sta succedendo che il virus ha ripreso una circolazione importante, molto importante, complice una serie di eventi, l'eliminazione delle restrizioni, prima di tutto, la circolazione virale sicuramente, il fatto che c'è un sommerso incredibile, quindi molte persone non si denunciano, noi stimiamo che si denuncia solo 1 su 4. Quindi i numeri, se ieri abbiamo avuto 1800 casi a Palermo, probabilmente sono molti di più. La conseguenza di questo è, da un lato, le file ai tamponi, dall'altro lato la pressione sugli ospedali, che ormai comincia a esserci e che non è più evitabile, nonostante, a differenza dello scorso anno, noi quest'anno abbiamo un quantitativo di terapie domiciliari impressionante. Noi abbiamo distribuito migliaia di farmaci antivirali, siamo nelle condizioni di assistere le persone, nessuna delle persone da noi assistite è finita in ospedale, abbiamo cercato di tamponare, ma nonostante questo la pressione sugli ospedali si fa sentire perché i casi sono tantissimi. C'era il luogo comune, una semplice influenza con Omicron, invece si sta vedendo che questo è un luogo comune sbagliato e anche fuorviante. Sì, purtroppo devo dire che a questo ha contribuito qualche collega che forse dicendolo in modo, non spiegandolo bene, ha aiutato a diffondere l'idea che questa ormai è una banale influenza. Ed è vero, a condizione che si è in quell'85% delle persone che ha la banale influenza. Diverso è se si è nel 15% di quelli che fanno la polmonite, quindi non si può dire che è una banale influenza. Quindi io invito tutti a denunciare lo stato di positività, non fosse altro per la protezione della propria salute, perché noi adesso disponiamo dei farmaci antivirali. I farmaci antivirali li possiamo somministrare entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Se però uno non si denuncia e quindi va oltre questi 5 giorni e magari la sintomatologia compare dopo, non possiamo più somministrare l'antivirale e poi il ricovero è obbligatorio. Questo è un peccato, bisogna agire subito e soprattutto dobbiamo tornare a pensare come pensavamo prima. Pensare come pensavamo prima, cioè significa che la mascherina per noi nei luoghi chiusi deve essere una compagna che non possiamo lasciare, e lavarsi le mani è un'abitudine che deve continuare, aereare i luoghi chiusi è un'abitudine con la quale dobbiamo convivere. Vedere persone in aereo, in treno, in autobus, all'interno delle macchine stipate senza mascherina è veramente un peccato. In questa escalation di casi c'è anche una responsabilità legata anche alla partita del Palermo, con 40.000 presenze e poi festeggiamenti. Ma io dico che in questi casi non c'è un evento che può essere messo in discussione, c'è la somma di due cose. Se io faccio una partita e contestualmente dico di andare alla partita senza mascherina, questo è un disastro. Io posso dire facciamo la partita, facciamo 40.000 persone e raccomandiamo la mascherina. Questo sicuramente è una condizione che può agevolare molto e bloccare molto la diffusione del virus. Andiamo ai dati qui alla fiera, che percentuale c'è di positività? Comincia a essere importante, impressionante, noi abbiamo avuto anche il 43% dei positivi, cioè significa che in questo drive che vedete 1 su 2 è positivo. Questa cosa ci sta preoccupando e ci sta preoccupando molto. Io credo che abbiamo tutti bisogno di fare una riflessione, ma a livello nazionale, a livello planetario probabilmente, e capire che non è finita.
e anzi noi stiamo perdendo il vantaggio che avevamo sul virus. Avevamo un buon vantaggio, avevamo vaccinato un sacco di persone, eravamo nelle condizioni di poterci sentire quasi sereni, però adesso l'immunità sta diminuendo, le restrizioni sono state tolte, il nuovo vaccino non è ancora disponibile, sono una serie di eventi che possono realizzare una tempesta perfetta. L'insufficienza renale in Sicilia, in dialisi oltre 4.000 pazienti, 438 aspettano un trapianto, report stilato grazie ai dati contenuti nel registro di nefrologia. I dettagli nel servizio. Oltre 4.000 pazienti in dialisi, distribuiti nei 116 centri siciliani, di cui 81 privati e 35 pubblici, con una prevalenza di uomini rispetto alle donne e nella fascia di età di 60-80 anni. 438 pazienti in lista d'attesa per il trapianto di rene, di cui 379 residenti in regione e 59 non residenti. Siracusa, Messina, Agrigento e Trapani, le province con la maggiore prevalenza di pazienti. Sono solo alcuni dei numeri relativi al 2020 contenuti nel registro di nefrologia, dialisi e trapianto, realtà consolidata da oltre 12 anni che, grazie al contributo di tutti i centri dialisi, consente di avere dati dettagliati e completi sul trattamento dell'insufficienza renale terminale in Sicilia. Come per tutti i registri, il report è stato presentato con 1 anno e mezzo di ritardo rispetto alla rilevazione per la necessità di consolidare dati prima di renderli noti. Alla presentazione hanno partecipato il coordinatore nazionale del registro di nefrologia Maurizio Postorino, il coordinatore regionale del CRT Sicilia Giorgio Battaglia, il dirigente del servizio 8 dell'assessorato della salute Francesco Laplaca, la dirigente dell'ufficio speciale per la comunicazione dell'assessorato Daniela Segreto, il direttore generale dell'Arnas civico Roberto Colletti e Bruna Piazza, responsabile del coordinamento operativo del CRT. I registri di patologie la cui utilità è riconosciuta per legge sono il sistema più adeguato a raccogliere sistematicamente dati epidemiologici, consentono di rilevare difformità territoriali nella distribuzione delle malattie e nelle possibilità di accesso alle cure, permettendo interventi di prevenzione e pianificazione delle risorse. Il registro è uno strumento consolidato che permette di avere informazioni chiare ed esaustive sugli oltre 5.000 pazienti in trattamento sostitutivo della fruizione renale e costituisce un importantissimo strumento di verifica dell'adeguatezza dell'offerta di salute, spiega Giorgio Battaglia, coordinatore per l'appunto regionale del CRT che gestisce il registro. In esso sono contenute informazioni sulla distribuzione, complicanze, modalità di trattamento e molto altro. Il registro vive grazie allo sforzo corale di tutti i centri che lo alimentano e del CRT che controlla l'invio dei dati, la loro coerenza e correttezza e li elabora. A tutte queste persone vanno, dice ancora, i nostri ringraziamenti. Il registro nazionale che coordino, aggiunge ancora Postorino, vive grazie ai contributi dei registri regionali, in Italia 15 su 20 regioni. È quello siciliano che contribuisce da moltissimi anni, è un registro completo, è solido e proietta un'immagine positiva della Sicilia a livello nazionale e internazionale. Il numero totale di centri di dialisi presenti in Sicilia, 116, che corrisponde a 23 centri per milione di abitanti, è più elevato della media nazionale. La maggior parte dei 35 centri pubblici erogano, oltre al servizio di emodialisi comune con i privati, anche un servizio di dialisi peritoneale e un'assistenza ambulatoriale sia ai pazienti con malattia renale non in dialisi che ai pazienti portatori di trapianto renale. I pazienti censiti nel registro sono 5.086 e quelli in trattamento dialitico costituiscono la popolazione più numerosa. Questo numero è infatti superiore a quanto atteso guardando la media nazionale. Il registro nazionale di dialisi e trapianto infatti prevede una media di 771 pazienti per milione di popolazione contro 861 pazienti per milione di popolazione attualmente in dialisi nella nostra regione. Si prospetta una delle migliori stagioni turistiche, c'è tanta voglia di rivivere, soddisfatti finalmente gli operatori del settore. Vediamo.
Che stagione turistica si prospetta a Bovo Marina? Si prospetta una delle migliori stagioni perché già abbiamo iniziato da qualche mese e un piccolo flusso di gente si è vista, quindi si prospetta un flusso più grosso di persone, anche perché la gente è stufa di questa restrizione, di questo Covid che da 2 anni ci tartassa a tutti, quindi la gente vuole evadere e questo mi sembra l'anno buono, anche in virtù delle strutture che stanno nascendo a Bovo Marina e quindi c'è molta aspettativa. E grazie all'amministrazione e all'impegno che c'è stato i parcheggi finalmente si sono aperti, sia quelli privati, e il sindaco si sta attivando per aprire anche il pubblico, così in modo tale da la gente avere più scelta e più utenze possibili da ricevere a Bovo Marina. La stagione intanto è partita un po' altalenante perché gli auspici da parte di chi sono addetti ai lavori è sempre quello di vedere piene le spiagge e quindi lidi e tutto il settore l'indotto della ristorazione, che qui nella Corsa Agrigentini, di che se ne dica, è un fiore all'occhiello. Questa è una zona che ha preso piede veramente tanto negli ultimi decenni e quindi è una meta molto ambita. Si spera ora alle porte di luglio che le utenze possano essere veramente notevoli. La pandemia un pochettino ha turbato le persone e adesso hanno voglia di rivivere, e sarà, spero, l'anno della svolta, di ritrovare la quotidianità con il proprio lavoro, con le proprie vicissitudini e quindi anche lo sfogo e il relax che i nostri posti offrono. Siciliacque interviene a seguito del grido d'allarme carenza idrica lanciato dai comuni costieri agrigentini, come ad esempio dal sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. Siciliacque afferma i disagi nelle forniture d'acqua che stanno interessando i comuni della fascia costiera dell'Agrigentino non dipendono da Siciliacque, ma con tutta probabilità da un deficit rispetto agli anni scorsi di risorse idriche in capo al gestore d'ambito. I limiti nella portata dei nostri acquedotti non consentono, se non attraverso una rimodulazione della distribuzione da effettuare in sinergia con il gestore AICA, di incrementare l'erogazione idrica così come chiesto ad esempio dal sindaco di Siculiana. Al momento la quantità d'acqua, prosegue la nota stampa, complessivamente consegnate ai comuni serviti da AICA sono maggiori sia a quelle dello scorso anno, quando l'intera isola era in crisi idrica, sia alle forniture del 2020. Pur comprendendo i disagi per le comunità e le attività commerciali, Siciliacque tuttavia può regolare l'erogazione dell'acqua con i tempi tecnici necessari e compatibilmente con le portate degli acquedotti gestiti, in un'ottica di collaborazione con AICA. Siciliacque metterà in campo, come sempre, ogni azione finalizzata alla risoluzione dei possibili disservizi. Credo che la decisione formale sarà assunta a fine mese. L'ATI idrico di Trapani si trova di fronte a una scelta definire epocale. Decide la forma di gestione dell'acqua per i prossimi 30 anni. In house, quindi una gestione pubblica, o una gestione mista, o una gestione privata. Di privato come gestione ci sono esempi nel passato da accantonare. L'acqua è un bene particolare, l'acqua è un bene comune, fra l'altro è una regione che ha il più alto processo di desertificazione d'Europa. Sarà il tema dei prossimi 30 anni, l'acqua sarà come il petrolio dello secolo scorso e quindi, dato che sarà una risorsa scarsa, deve essere amministrata e gestita in maniera intelligente e chiaramente non con il vincolo del profitto. I privati naturalmente hanno quello che vogliono guadagnarci. E quindi secondo me la gestione più idonea sarebbe la gestione quella pubblica, in house. Le esperienze pratiche in Sicilia vanno in questo senso, come diceva lei, l'acqua privatizzata che sono state fallimentari, sono finite addirittura con esiti giudiziari. Un'eccellenza, fra l'altro un'anomalia nel meridione, che è quello dell'AMAP. L'AMAP SPA è una società partecipata pubblica al 100% dal Comune di Palermo, che è una delle società più efficienti del meridione, addirittura si paragona
appunto alle partecipate, quelle del nord Italia, garantisce l'85% dell'approvvigionamento idrico H24 dei suoi comuni, ha tariffe molto basse e ha una grande efficienza. Che linea vincerà secondo lei? Di gestione pubblica o per forza gestione privata? Noi come Comune di Calatafimi, espresso anche dal mio sindaco che si è molto impegnato in questo senso, saremo per la gestione pubblica. Credo che la maggior parte dei sindaci delle principali città del Trapanese si stanno orientando verso questa soluzione, che sembra quella più idonea, soprattutto a garantire il diritto dei cittadini, e soprattutto bisogna considerare, siccome è un sistema idrico integrato, riguarda anche i sistemi di depurazione. La provincia di Trapani è una provincia a forte vocazione turistica, noi abbiamo pure il problema dei sistemi depurativi, gli impianti di depurazione, il sistema idrico integrato si occupa pure di questo. Se vogliamo attrarre i turisti, se vogliamo le acque pulite delle zone costiere, dobbiamo fare pure gli impianti di depurazione, quindi c'è un grande piano di investimenti nei prossimi 10 anni, 30 anni, che deve solamente andare in questa direzione. Solo una gestione pubblica può garantire una gestione moderna, efficiente e che vada incontro soprattutto alle esigenze dei cittadini. Abbiamo un vincolo che entro settembre dobbiamo, per normativa europea, dobbiamo già affidare la gestione del lato idrico di Trapani a qualcuno. Pensiamo che entro fine mese già ci sarà una scelta politica da parte dei sindaci. Un altro motivo che va a favore della gestione pubblica è che la normativa consente, nel caso che appunto che noi decidiamo questa posizione, di un affidamento diretto, quindi si eviterebbero le gare e quindi un accorciamento dei tempi. Comuni a corto di organico? Già c'è un piano d'ambito approvato che prevede anche una cosa di assunzioni. Sono previste nel piano d'ambito, credo che sono 250 persone fra dirigenti, operai, tecnici qualificati, quindi già c'è un piano d'ambito che stabilisce tutto quello che c'è da fare, però ovviamente bisogna capire chi lo deve gestire. Io penso che la gestione pubblica sia la gestione più oculata e lavoreremo per questa soluzione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'Associazione Italia Nostra, sezione di Agrigento, ha organizzato un convegno dal titolo San Calogero tra fede, storia e tradizione. Gli aspetti della vita del Santo Nero, la sua storia, il culto e la tradizione popolare affrontati dal professore Settimio Biondi e da Don Vincenzo Lombino. Una conversazione a due voci con lo scopo di far conoscere meglio la figura di uno dei santi più amati dal popolo agrigentino e non solo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi sulla figura di San Calogero, considerando che tra qualche giorno ci sarà la festa e Agrigento appunto lo festeggerà nelle 2 domeniche di competenza. Visto che San Calogero è un tema attualissimo data la vicinanza della festa, abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa proprio su questa figura, considerandolo da un punto di vista culturale e quindi cercare di capire meglio chi sia stato San Calogero, che cosa, fin dove arriva la storia e dove cominciano il mito e la leggenda, l'origine di questa festa, perché si svolge in questo modo, certamente carico di entusiasmo, ma con delle peculiarità che tutti conosciamo e che quindi vorremmo indagare meglio. Per farlo abbiamo coinvolto 2 studiosi validissimi che si sono anche occupati dell'argomento, Settimio Biondi e Don Vincenzo Lombino. Quindi speriamo, dopo questa occasione, dopo questa conversazione, perché di questo si tratta, di saperne di più. Quanto è importante la figura di San Calogero per la nostra città, ma non solo, in tutta la provincia, è venerato in tanti comuni. Indubbiamente è venerato in tutta la provincia, tant'è che si racconta che fosse sempre la stessa persona che andava da un paese all'altro, oppure che fossero più monaci che operavano in paesi diversi. Ecco, anche questo cercheremo di capire. Professor Settimio Biondi, presente a questa iniziativa su San Calogero, un santo venerato non solo ad Agrigento ma in tutta la provincia. Oggi se ne discute in questo interessante convegno indetto da Italia Nostra, dalla Presidente Adele Falcetta. Sì, oserei dire non soltanto in tutta la provincia ma un po' in tutta la Sicilia, specialmente nella parte orientale dell'isola.
Sono venuto qui su invito di Italia Nostra perché la tematica calogeriana, anzi la questione calogeriana, come la chiamava la Rocca, che è simile e imbrogliata, aggrovigliatissima come la famosa questione omerica, mi ha da sempre attratto, anche per la conoscenza personale che da giovane ho avuto con questo grande studioso, la Rocca, che per primo scientificamente e storicamente si occupò del problema. Quindi c'è stata un'attrazione che mi ha tirato indietro di 50 anni anche per i miei interessi, per avere scritto qualche cosa su San Calogero, quel saggio che si intitola Una festa americana, che è stato inserito nel libro del 1991, Il Santo Nero, in cui si raccolgono i contributi, diciamo così, dell'intelligenza agrigentina, pittorica, fotografica, ma anche scrittoria sulla tematica calogeriana. Io credo che Calogero sia il genio di Agrigento. Tolto questo ultimo cemento, Agrigento non ha più cementi, ha sabbie probabilmente e scivolose coltre di argilla. Tolto questo cemento, Agrigento non sarebbe più la stessa, sarebbe un paesone, potremmo glorificarla retoricamente per la presenza dei templi, ma tolto San Calogero credo che l'umanità, il coraggio degli agrigentini di una settimana in cui gli agrigentini diventano ribelli, rivoluzionari, quasi fanno la guerra perché Agrigento diventi diverso e poi si accartoccia sempre, ritorna ad essere quella che era, questa speranza che è dura a morire, speriamo che non possa morire mai, venga di meno. Quindi questo santo, vorrei mettere in evidenza una cosa: noi declariamo giustamente i capolavori dell'architettura dorica, i templi, perché sono antichi, ma San Calogero è vissuto nell'epoca dei templi, o qualche secolo dopo, nel 400 d.C. San Calogero è antico come i templi ed è greco come i templi, soltanto che i templi sono di pietra. San Calogero parla, ha dei significati, parla per bocca nostra, che gli mettiamo le parole e i sentimenti in mente. Quindi è una sorta di grecità vivente, lo dovremmo mettere a paragone dei templi, se i templi sono, e ce lo riconoscono le nazioni del mondo, l'UNESCO, un patrimonio prezioso dell'umanità, San Calogero non è altro che un patrimonio personale, un patrimonio immateriale e personale della umanità. Quindi non è soltanto il santo protettore di Agrigento, è un'entità, un valore storico che, ripeto, va sempre rivisto, sgrovigliato per ritrovarvi delle ipotesi, delle verità ulteriori che noi dobbiamo conservare. Per questo proponimento io sono qui, non certamente per l'ambizione di parlare, perché ho parlato forse fin troppo nella mia vita. Coltivare e custodire la biodiversità vegetale siciliana valorizzandola, questo il tema di un workshop organizzato dalla Facoltà di Agricoltura dell'Università degli Studi di Catania al Museo Archeologico Griffo di Agrigento, riflettori puntati sulla valorizzazione dei frumenti siciliani, le varietà da conservare. Arturo Cantella. Oggi un interessante convegno dal tema coltivare e custodire la biodiversità vegetale siciliana valorizzandola, proprio qui ad Agrigento. Ecco, gli obiettivi di questo convegno e le finalità quali sono? Le finalità è perseguire un po' la terza missione dell'Università di Catania. Sapete che l'Università ha 3 missioni, quella della didattica principale, della ricerca e dei contatti e del trasferimento dell'innovazione al territorio. Quindi la giornata di oggi si inserisce nella terza missione, oltre che nella missione di ricerca, perché stiamo cercando di trasferire i risultati di diversi progetti di ricerca, nel caso specifico del PSR Sicilia, ma è chiaro che tutti questi progetti in cui siamo coinvolti poi hanno un fine ultimo, quello di valorizzare la biodiversità siciliana, ricca di eccellenze, ricca di matrici alimentari di pregio per l'industria agroalimentare. È proprio la chiusura della filiera dall'azienda al consumatore, quindi from the farm to fork, che è la strategia del Green Deal
dell'Unione Europea e stiamo cercando di attuarla anche qui ad Agrigento. Si sente attualmente la mancanza del grano per via della guerra con l'Ucraina e con la Sicilia? Qual è lo stato nel settore, insomma? Io mi occupo più di ortaggi, però è chiaro che il grano è un alimento base e si sente crisi del settore. È chiaro che dovremmo abituarci a fare sistema nazionale in modo da utilizzare le terre che possono essere utilizzate e valorizzare un po' tutte le attività di ricerca, soprattutto in termini di nutrizione, di benessere. Questo è il grosso obiettivo From Farm to Fork del New Green Deal dell'Unione Europea, ovvero sia cercare di produrre bene, non inquinare e produrre prodotti C'è un salutistici. contatto tra l'università e il mondo reale della produzione in atto? Sì, qui ad Agrigento siamo coinvolti con Fondazione Seminari del Futuro, con Terre del Barona, dove proprio per seguire un po' queste finalità che precedentemente dicevo, stiamo cercando di valutare diversi materiali siciliani ortivi con i metodi di agricoltura biologica in modo da avere finalmente gli agricoltori custodi capaci di produrre il seme e avviare la filiera. Sul biologico c'è la nuova direttiva europea 848 del 2018 recepita recentemente anche dal nostro Parlamento, e quindi c'è un problema di avviare i cicli culturali proprio con le sementi e quindi materiali genetici specifici per l'agricoltura biologica. Il progetto ha lo scopo di divulgare, far conoscere l'agrobiodiversità delle colture erbacee siciliane e in particolare dei frumenti, delle ortive più importanti come il carciofo, le brassicacee e delle piante ornamentali. Il progetto dura 2 anni e in questo contesto noi stiamo proseguendo un progetto precedente, sempre finanziato dalla Regione Siciliana, che è molto attenta a questi argomenti, per divulgare ciò che abbiamo attivato, cioè il mantenimento in coltura di varietà antiche, di varietà coltivate nel passato che hanno delle qualità importanti e per le quali è necessario. Come che si possono valorizzare? La valorizzazione ha sempre più importanza sia in un ambito di agricoltura biologica sia in un ambito di agricoltura nutraceutica e funzionale, perché queste piante contengono anche sostanze che hanno un interesse farmaceutico e medico, e per cui diciamo, nostro interesse e nostra ovviamente visione è anche quella di mantenerle e di valorizzarle. Molte nostre aziende sono adesso interessate alla loro riproduzione e valorizzazione, ed è importante che loro stesse si facciano carico di riprodurre queste varietà. C'è un problema di siccità al momento, ecco, com'è che anche questo campo è interessato? Il discorso della siccità è un discorso che noi siciliani viviamo da tempo. In questo momento tocca anche il nord Italia e quindi la situazione sta diventando un po' drammatica. La nostra agricoltura è abituata a sottostare a questi passaggi. Bisogna dire che l'adattamento a questi cambiamenti climatici passa anche con la valorizzazione di varietà e di germoplasma del passato che possiamo recuperare e valorizzare. Ecco, oggi c'è anche una rappresentanza dell'Erasmus che viene dal Libano qui ad Agrigento per seguire questa iniziativa. Ecco, parliamone. Sì, siamo venuti qui con il nostro gruppo di lavoro e anche con questi ragazzi appunto che vengono dal Libano, che vengono a seguire questo workshop sulla biodiversità per fare un confronto con le loro cultivar locali rispetto a queste nostre siciliane, quindi per mettere in risalto la biodiversità del nostro paese. Quindi diciamo ha uno scopo anche per la loro economia, chiaramente. Sì, per far conoscere i nostri prodotti e anche per loro, per poterli poi studiare, metterli a confronto con i loro materiali che hanno nei loro campi.
Salvatore Alaimo, alla guida del Rotary Club da un anno, traccia un bilancio del suo mandato, raggiunti gli obiettivi del Club Service nell'anno 2021-22. Vediamo. Termina il suo mandato di presidente del Rotary di Agrigento il dottore Salvo Alaimo, che nella serata di ieri ha riunito i componenti del club agrigentino per tracciare un bilancio dell'attività svolta durante la sua presidenza con una conviviale, un'attività intensa con diversi appuntamenti. Tra i tanti quello tenuto al Teatro Pirandello con il governatore Gaetano De Bernardis, che ha svolto una lectio magistralis sulla figura di Luigi Pirandello, che ha visto anche la partecipazione dell'attore siciliano Sebastiano La Monaco. Tra le iniziative anche il premio Aldo Timineri, la donazione degli alberi alla forestale di Siculiana. Beh sì, diciamo è stato un anno molto intenso, pieno di iniziative, nonostante la pandemia e la guerra che ci ha per qualche periodo anche bloccato nelle iniziative. Tutto sommato però le cose sono state fatte, sono state realizzate, abbiamo raggiunto gli obiettivi, quelli che ci eravamo prefissati. Aspettiamo ora il congresso che si terrà a Palermo sabato e domenica per raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. Un anno intenso con tantissime attività, una tra queste ricordiamo quella di Pirandello al teatro. Sì, io e Pirandello abbiamo ospitato qua una grande manifestazione al Teatro Pirandello, Tempio della Cultura. In quell'evento è venuto il nostro governatore Gaetano De Bernardis, insieme all'attore Lo Monaco ci hanno praticamente deliziato in quell'evento, che è stato anche un evento con raccolta di fondi per la Rotary Foundation. Quindi cosa augurare al suo successore? Bene, ora sono certo che Salvatore Attanasio, il nuovo presidente, continuerà a far bene, sicuramente il Rotary continuerà a fare la sua parte degnamente per la comunità. L'evento è stato anche allietato con la presenza del noto attore siciliano Gianni Nanfa, con oltre 40 anni presente nell'attività teatrale e cabatteristica nazionale siciliana. Intanto una buona serata a tutti, grazie di questa opportunità di incontro, anche perché io all'Agrigento sono particolarmente legato, perché quest'anno è il 49esimo anno di attività, pensate, 8.500 giorni sul palco circa, un record che condivido forse con l'Aporanio di Proietti, tante giornate, significa aver trascorso circa 25 anni sempre sul palcoscenico, tutti i giorni. E devo dire che dopo la provincia di Palermo, il posto che ho più frequentato a livello teatrale è la provincia di Agrigento, grazie a Mario Graziano, al quale tributiamo un applauso per la sua attività non solo pirandelliana ma nel campo del teatro leggero, e grazie anche all'affetto del popolo agrigentino che ha mostrato sin dalla fine degli anni 70 fino ad oggi. Quindi per me essere qua è sempre un'emozione particolare. Che dirvi, 49 anni a fare ridere la gente, chiaramente devo ringraziare il mio spiccato senso dell'umorismo che per i più giovani è preciso, non altro che l'agilità con cui il punto di vista si sposta, che è molto importante per vivere bene. Faccio un esempio. C'era un mio personaggio di 40 anni fa che raccontava di essersi preso la licenza elementare e raccontava di aver incontrato durante l'estate la sua insegnante, che gli chiede: sei contento che sei stato promosso? Sì. E i tuoi sono contenti che sei stato promosso? Sì. E tu sei contento che i tuoi sono contenti che sei stato promosso? Chi ci aveva rispondere? Allora stavo in niente. Però mentre mi allontanavo, già allora mi chiedevo: ma gli insegnanti sono così perché li pagano poco? O li pagano poco perché sono così? Questo è il senso dell'umorismo, questo spostamento del punto di vista, che funziona, che tra l'altro ha un pregio che è molto bello, che non finisce con l'età, cioè non si affievolisce, ma aumenta con l'età, per cui più vecchi si diventa, più il senso dell'umorismo cresce.
Gestione dello stadio e Seneto di Agrigento e dei lavori di ristrutturazione necessari. La società Acragas ha incontrato al comune di Agrigento l'amministrazione. A conclusione, il direttore generale dell'Acragas, Giancarlo Rosato, riferisce: l'amministrazione comunale ha assunto l'impegno innanzitutto di formulare nell'immediato un atto di indirizzo orientato alla valutazione positiva sull'affidamento in gestione dello stadio e Seneto, rinviando agli uffici la predisposizione dei conseguenti atti, quindi un avviso pubblico per mettere a gara la gestione dello stadio e Seneto. Pubblicato l'avviso di gara, l'Acragas, prosegue Rosato, parteciperà con la sua offerta di servizi di gestione sullo stadio e sicuramente sarà un'offerta allettante che conterrà l'impegno a realizzare il terreno di gioco in erba sintetica e tutti quei servizi collaterali per migliorare la fruibilità della struttura sportiva. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.